Si è svolta ieri una manifestazione in favore del popolo ucraino, vittima della guerra da parte della potenza russa, un evento molto partecipato che si è svolto presso la chiesa di San Nicola, simbolo, un santo venerato in Russia, presente in molte città italiane ed europee, e dalla chiesa greco-ortodossa. L'evento è stato promosso da Paolo Cilone dell'Anio, hanno aderito tante associazioni culturali agrigentine, una breve preghiera è stata fatta da Don Lillo Argento, quindi il commento di Paolo Cilone, il saluto del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, a seguire la lettura di alcune poesie sulla pace da parte di diversi agrigentini, quindi l'accensione del tripode della pace con la vista del Tempio della Concordia, il momento più bello e aggregante della cerimonia, con l'auspicio che la guerra finisca presto e l'Ucraina possa tornare di nuovo a vivere giorni sereni e felici. È un'iniziativa per stare vicino al popolo ucraino che in questo momento sta vivendo momenti difficili dove la barbarie si va avanti con le bombe e con quelle che sono le armi più terribili che il momento offre all'Unione Sovietica. Noi siamo qui per un momento di preghiera per i caduti e soprattutto anche una preghiera per gli stessi russi che sono stati presi, bastonati e portati nelle carceri perché avevano dato prova di solidarietà verso l'Ucraina. Quindi sono momenti difficili ai quali noi dobbiamo rispondere con la solidarietà, con l'amicizia e con la vicinanza. Questi sono gli elementi essenziali perché da Agrigento parta un messaggio di amore e di pace e questa è la nostra iniziativa e ha questo significato perché proprio siamo davanti alla chiesa di San Nicola che poi è il santo patrono della Russia e noi invochiamo San Nicola perché possa illuminare i governanti della Russia per trovare la via della ragione e la via della pace. Come si svolgerà l'evento? L'evento si svolgerà dentro la chiesa per poi andare qui per l'accensione del tripode dell'amicizia. Ci saranno poi note poeti e note poetesse che leggeranno alcune odi alla pace. Quindi è tutto un incontro per dare forza e ragione a quelle che sono le iniziative dei popoli europei a favore della pace. Già si stanno organizzando momenti di solidarietà con raccolta cibo, anche Agrigento farà la sua parte? Beh, credo che sia la prima iniziativa che si sta svolgendo nella città dei Templi, c'è una città che è nata, cresciuta per il bene degli altri ed è stata sempre una città ospitale e soprattutto solidale con tutti i popoli e noi qui apriamo sempre le nostre porte a tutti coloro i quali attraversano il Mediterraneo perché trovino in Europa quel grande Eden che non hanno nella loro terra. Sono presente qui con tantissimi amici, penso che questo grido che oggi noi facciamo contro la guerra è importante, anche la comunità agrigentina è contraria a quello che sta succedendo nel nord e est Europa, è assurdo che nel 2022 ancora debba essere la legge del più forte, quasi la legge della giungla, cioè io sono più forte di te e quindi io comando, io ti occupo, io sopravvalico, assolutamente non è accettabile. Quindi oggi si farà questa manifestazione, così come anche tutte le altre città d'Italia. Mi sono attivato stamattina anche con Sua Eccellenza il Prefetto e siamo pronti anche per un'eventuale accoglienza. Ci saranno raccolta indumenti, beni di prima necessità, stanno arrivando un po' diversi appelli a diverse associazioni anche agrigentine. Sì, ho visto anche che le associazioni di volontariato agrigentine sono presenti, sono vigili e quindi stiamo organizzando dei centri di raccolta e quant'altro.